Dove? Già quello, voglio il sapo gentilmente, che devo fare un'intervista. Aspetta. Quando dice via. Buongiorno. Sono la ditta di Rocca Trasporti. E telegato. Sono l'amministratore delegato. Devo fare un piccolo appello. L'8 dicembre è la festa della Madonna. E qua l'operaio, giustamente, chi va a mangiare fuori, mangia a casa. Però mangia a parte la festa per la Madonna, si va a mangiare al ristorante. C'è una persona che ci tengo molto, che non può venire, che si chiama Roberto Capocchiano, che non può spendere 100 euro. Non può spendere 100 euro. E allora ci sto a casa. Io gli ho detto, io per la Madonna sono buono a mangiare al ristorante. Vieni il cameriere, mi dico, dottor Ento, buongiorno, sedere. Io quando chiamo un cameriere, scusi mi dica, mi porta questo, mi porta quello, mi porta quello. E c'è il patato, giustamente si sta a casa, mi chiudo 100 euro. Allora gli ho detto, te l'hai tanto suocera, ti farei 100 euro, andiamo a mangiare. Come fai tu? No, il dottor Enzo Finocchio non ha bisogno, il dottore. E lui giustamente mi face, non lo so se mi so già poverino, te la porti, e andiamo a mangiare fuori. Che vi devo dire? Ragazzi, vengono una buona Madonna per tutti, io da mangiare fuori. E all'ultimo, quando finito di mangiare, già patate. E questa è la giornata della Madonna.